La città di Schio, situata in provincia di Vicenza, conta 38.702 abitanti ed è il terzo comune più abitato della provincia. Ha una superficie di 66,21 km², un'altitudine di 200 metri sul livello del mare e una densità di 584,53 abitanti per chilometro quadro. Le aree più edificate della città si concentrano nel centro storico e nei quartieri residenziali. Il centro storico di Schio è caratterizzato da diversi elementi di archeologia industriale come la fabbrica Alta, il lanificio Conte, la Roggia Maestra e il lanificio Cazzola. Caratteristico è il quartiere operaio che è stato pensato dall'imprenditore e senatore italiano Alessandro Rossi per offrire alloggio agli operai della Lane Rossi. Il quartiere operaio, soprannominato la Nuova Schio, è stato realizzato tra il 1872 e il 1890. Il progettista fu Antonio Caregaro Negrin su commissione di Alessandro Rossi, il quale voleva offrire alloggio agli operai della sua fabbrica. Oltre agli edifici residenziali, il quartiere ospitava diversi servizi come un asilo, una scuola elementare, bagni pubblici e il lavatoio. Nel corso del 1900 ci furono molti interventi di ristrutturazione e costruzioni di nuovi edifici, che hanno snaturato l'insieme architettonico della nuova Schio. Ma dal 1990 è stato stabilito un piano su iniziativa del comune per la salvaguardia e la riqualificazione dell'area che pone dei vincoli nella ristrutturazione di alcuni edifici. Degna di nota è anche la zona industriale, una delle più vaste in provincia. Nata come distretto tessile, ha poi cambiato assetto per puntare sulla produzione metalmeccanica. Ha subito una notevole espansione dagli anni 60 ad oggi. Nella città di Schio sono presenti diversi corsi d'acqua. Il torrente Leugra è il corso d'acqua più importante, ha una lunghezza di 24 km e ha un bacino di laminazione di 324 km². Nasce a Pian delle Fugazze e sfocia nel Timonchio. Quest'ultimo è un altro importante corso d'acqua che attraversa il territorio di Schio, ha una lunghezza di circa 21 km. Il torrente Gogna nasce a Santa Caterina e attraversa la zona alta di Schio, immettendosi nell'Eugra. Il torrente Livergon viene chiamato anche Orolo e Giara, ha una lunghezza di circa 26 km, nasce nel passo dello Zovo e sfocia nel Bacchiglione. In ultimo c'è il torrente Boldoro, che è un canale di deviazione. Nasce nella zona alta di Poleo e scorre fino ad immettersi nel Timonchio. Qui c'è una veduta d'insieme dei torrenti esaminati fino ad ora. Inquadrando meglio il torrente Boldoro, va sottolineato il fatto che i suoi argini sono cementificati. Prendendo in esame questa zona, possiamo notare come la maggior parte del territorio sia a carattere naturale. Troviamo quindi anche diversi edifici, scuole, un parcheggio e il cimitero. Lungo il torrente Boldoro notiamo una varia vegetazione, come il salice, il carpino nero, la roverella e il pioppo. Per le aree edificate, gli edifici residenziali vanno da 1 fino ad un massimo di 3 piani. Analisi storiche Schio. Parlando della storia del torrente, esso è stato interessato da 2 alluvioni, una nel 1993 e l'altra nel 1998. Entrambe sono state causate dalle precipitazioni abbondanti e dalla rottura degli argini. I danni sono stati innumerevoli. L'alluvione del 2 ottobre 1993 ha interessato le zone di Vicenza, Verona e Belluno. Oltre ai danni alle abitazioni, questa alluvione ha provocato danni a ponti, strade ed elettrodotti. Rispetto a quella del 1993, l'alluvione del 1998 ha causato l'interruzione delle linee di comunicazione per un giorno intero. Si stima che in un'ora siano scesi 85 mm di acqua. Parlando del territorio di Vicenza, nell'ottobre del 2010 ci fu un'importante alluvione che causò forti piogge, portando frane e la rottura degli argini con un totale di 6,5 milioni di euro. Per colpa di questo fenomeno venne bloccato il centro storico di Vicenza. Tra le alluvioni che hanno interessato la regione Veneto, degna di nota è la tempesta Vaia. Questo evento meteorologico è dovuto dai forti venti, con una velocità compresa tra i 100 e i 200 km/h, che spazzano via decine di ettari di foreste e piogge persistenti. La tempesta Vaia è stata classificata come un vero e proprio disastro naturale e le conseguenze furono peggiori delle alluvioni del 2010 e del 1966. Tornando alla nostra area di studio, si può notare come le aree maggiormente interessate dagli eventi alluvionali siano quelle più densamente edificate. Le zone sono divise in base alla loro pericolosità, P1, P2 e P3. Quella del torrente Boldoro ricade nell'area P2 e P3, quindi media e alta pericolosità.
Analisi pluviometrica. Da questi due grafici si desume come giugno 2023 e maggio 2024 siano stati i mesi in cui ha piovuto di più rispetto al resto dell'anno. Inoltre si può intuire dai valori che l'anno scorso le precipitazioni sono state più intense rispetto a quelle attuali. Il grafico a sinistra spiega 30 anni di osservazione e studio degli agenti atmosferici. Si può notare che i primi 3 mesi sono per lo più asciutti, mentre da aprile fino a giugno le precipitazioni sono più abbondanti. Da luglio la media scende per poi salire gradualmente fino a novembre, mese dove piove di più. A dicembre invece la media va nuovamente ad abbassarsi. In questi grafici sono stati presi in considerazione i valori del tempo di ritorno fino a 200 anni, riportati poi nelle seguenti tabelle. Il grafico a sinistra indica le precipitazioni massime relative ai diversi tempi di ritorno della stazione di schio, mentre il grafico a destra illustra le curve di possibilità pluviometrica relative sempre alla stazione di schio. Aree allagabili di schio. Qui si mostrano le aree allagabili di schio. Nel primo schema viene indicata la frequenza di allagamento delle superfici appartenenti ai comprensori di bonifica della regione Veneto, divise in 3 categorie: agricole, residenziali, produttive o commerciali. Il secondo grafico, invece, indica le durate dell'ultimo allagamento registrato nel 2013 per le superfici allagabili censite all'interno dei comprensori di bonifica della regione Veneto. Passiamo quindi a illustrare la tavola SWOT. Questa analizza strength, punti di forza, weakness, punti di debolezza, opportunities, opportunità e threats, minacce. Abbiamo suddiviso i sistemi in 3 categorie: sistema insediativo, infrastrutturale e ambientale, e per ognuno di essi sono stati analizzati punti di forza, debolezza, opportunità e minacce. Questa analisi ovviamente ci ha permesso di avere una visione dettagliata dell'area, consentendoci poi diversi spunti per proporre una soluzione progettuale adeguata. Passiamo quindi ad esaminare il sistema insediativo. Come punti di forza c'è la presenza di aree non edificate, quindi zona residenziale concentrata distante dal punto pericoloso, e grazie all'essenza di edificato il territorio circostante drenerà l'acqua al meglio. Come punti di debolezza abbiamo la presenza di edifici vicino al corso d'acqua. Come opportunità, data la presenza di una vasta area verde, c'è la possibilità di creare un eventuale parco, e come minacce invece, dato l'aumento dell'urbanizzazione degli ultimi anni, il terreno diventerà meno permeabile. Come sistema infrastrutturale abbiamo i punti di forza, quindi la presenza di strada statale per l'accessibilità dei mezzi da lavoro, la presenza di pista ciclopedonale lungo la strada principale, e come punti di debolezza abbiamo la strada abbastanza trafficata e quindi rumorosa vicino alla zona naturalistica. Come punti di opportunità abbiamo la possibile realizzazione di un'ulteriore pista ciclabile lungo la nuova area riqualificata, con anche zona per pause e picnic, e invece come minacce abbiamo le possibili alluvioni che potrebbero allagare e danneggiare la strada e il sentiero circostante, portando danni alla viabilità. Come ultimo sistema abbiamo il sistema ambientale. I punti di forza di esso sono la presenza di campi coltivati attorno all'area del bacino di laminazione e quindi la presenza di un'area picnic con vegetazione varia da sistemare. Come punti di debolezza abbiamo le mancanze di aree boscate e l'urbanizzazione e l'artificializzazione hanno ridotto il tempo di corrivazione. Come opportunità abbiamo il miglioramento della qualità dell'acqua grazie alla futura fitodepurazione, e come minacce invece abbiamo un aumento del rischio idrogeomorfologico connesso all'abbandono dei terreni agricoli per i fluviali o un'errata gestione di essi. Qui c'è una grafica riassuntiva dei punti esaminati precedentemente. Abbiamo associato per ogni punto un simbolo e riportato poi su mappa. In giallo abbiamo il sistema insediativo, in grigio abbiamo il sistema infrastrutturale ed in verde abbiamo il sistema ambientale. In risposta a eventi meteorologici particolarmente intensi, ad esempio acquazzoni, che causano un aumento del livello dei fiumi e dei corsi d'acqua, avviene l'apertura dei bacini di laminazione per controllare questo aumento.
L'obiettivo di esso è proprio quello di deviare l'acqua per farla defluire momentaneamente nel bacino, appunto per non sovraccaricare il torrente Boldoro, che a sua volta è stato cementificato per aumentarne la portata e l'efficienza, quindi la realizzazione di un bacino aumenterebbe l'efficienza di esso. Cosa sono questi bacini? I bacini di laminazione sono opere idrauliche che vengono realizzate per ridurre la portata di un corso d'acqua durante le piene, tramite lo stoccaggio temporaneo di parte del volume dell'onda di piena. Bacino di laminazione. A cosa servono? Questi bacini vengono progettati per essere attivati in modo graduale e controllato per far sì che l'acqua venga rilasciata nel canale in modo sicuro nei giorni successivi al rischio di piena. Ed essi vengono costruiti solitamente in aree dove è presente una conformazione tale per ridurre al minimo i costi e i tempi di costruzione di esso. I bacini di laminazione sono composti da 3 parti principali, che sono l'opera di presa, il bacino artificiale e l'opera di scarico. Qui vediamo anche un piccolo sistema illustrativo. Come sono progettati questi bacini? L'opera di presa ha il compito di convogliare l'acqua in eccesso verso la vasca di laminazione ed è strutturata da canali di scolo o condotti di drenaggio che servono per raccogliere l'acqua proveniente dal corso d'acqua adiacente. Il bacino artificiale, invece, è la parte principale e centrale della vasca di laminazione a cielo aperto ed infine l'opera di scarico è posizionata nella parte a livello più basso della cassa in maniera tale da consentire, quando le precipitazioni terminano, lo svuotamento del bacino artificiale così che la portata del corso d'acqua torni a livelli sicuri. Bacino di fitodepurazione. La fitodepurazione invece è un sistema naturale che depura le acque. Il bacino di fitodepurazione è costituito da un bacino impermeabilizzato e ricoperto da materiale ghiaioso in cui sono messe a dimora piante fitodepuranti. La depurazione avviene mediante l'azione combinata tra le piante nel substrato e tra i microrganismi presenti. Gli organismi vegetali assorbono gli elementi nutritivi presenti nell'acqua, quindi più la vegetazione è densa e più il risultato ottenuto sarà migliore. In questa slide si illustrano le piante che abbiamo preso in considerazione per il nostro progetto. Di queste si illustrano i nomi scientifici e comuni e vengono divise in piante elofite, che sono piante radicate al suolo, con radici e gemme sempre coperte da un velo d'acqua, mentre le piante idrofite sono piante che vivono nell'acqua o sull'acqua, sono adatte a sopportare l'umidità, la scarsità di ossigeno e la variazione di temperatura e luce. Le piante idrofite si dividono in 3 sottogruppi. Idrofite sommerse, appunto come suggerisce il nome, sono piante viventi o completamente sommerse o sopra la superficie. Le piante idrofite flottanti sono quelle che non hanno radici ma si muovono liberamente sull'acqua. Le piante pleustofite vivono galleggiando sulla superficie di specchi d'acqua fermi o debolmente fluenti. Per il nostro progetto di queste specie ne abbiamo scelte 6. La cannuccia di palude è una specie che fa parte della famiglia delle graminacee ed è in grado di resistere in aree con scarsità d'acqua e può sopportare temperature elevate. La mazza sorda appartiene alla famiglia delle tipacee ed è presente in climi umidi e con presenza di acqua, cioè ad esempio stagni o corsi d'acqua. Il giunco è una specie che fa parte della famiglia delle giuncacee e per quanto riguarda il clima sono particolarmente comuni in regioni temperate e fresche. La mestolaccia, la loro famiglia è Alismatacee e il loro clima richiede un'esposizione soleggiata o semi-ombreggiata e un terreno ricco e umido. Infine abbiamo le ultime 2 specie, tra cui la stella d'acqua, che appartiene alla famiglia delle Plantaginacee, è una specie che tollera il freddo e prospera al meglio con una temperatura compresa tra 0 e 35 gradi, e la ninfea rosa, che è della famiglia delle Nymphaceae e sono adatte ad un clima mite. In questa slide si può osservare lo stato attuale del territorio, quindi abbiamo la strada principale, la ciclabile esistente che corre lungo la strada principale, il torrente Boldoro ed attorno ad esso si collocano gli edifici. Vediamo qui la nostra ipotesi di progetto che apporta modifiche radicali all'area predisposta. Si può notare che sono stati aggiunti 2 nuovi bacini, quello di laminazione in rosso, che servirà a permettere lo stoccaggio di acqua se necessario, e quello di fitodepurazione in rosa, che fungerà da bacino di depurazione delle acque. Entrambi possono essere attivati singolarmente o in modo simultaneo, per permettere una gestione più efficiente degli impianti. Alla ciclabile esistente si annette una nuova ciclabile che corre lungo i 2 bacini e si innesta con le aree edificate.
È stata calcolata la distanza minima dall'abitazione limitrofa all'area interessata. Inoltre abbiamo previsto una nuova area verde a riqualificazione del parco già esistente, prevedendo inoltre un'area picnic. Qui alcune immagini che illustrano ancora meglio la nostra idea di progetto.